Ciao Chiesa, quanto è prezioso essere qua insieme a voi, insieme come Chiesa, come popolo di Dio. E è interessante che io credo in modo molto chiaro, la vita, Dio ci ha donato un senso di periodi, dei momenti. E abbiamo praticamente finito il 2021. E io non lo so come tu hai vissuto questa esperienza, ma noi come Chiesa abbiamo vissuto in modo stupendo e meraviglioso. E qua come pastore di questa meravigliosa Chiesa vorrei ringraziarvi a tutti voi che avete cercato le cose di lassù, avete cercato Cristo. E quando avete messo un cuore, un impegno in questa opera, abbiamo finito questo anno vedendo i frutti e tanti risultati di questo servire al Signore. Una Chiesa che in questo anno, la Chiesa Battista Agape, ha iniziato un periodo un po' difficile, ma possiamo dire che abbiamo finito questo anno con tanta gioia, con tanto entusiasmo, con tanta allegria. Perché c'è una gente, c'è un popolo. Sei tu che serve al Signore con tanta allegria. O quanto è bello vedere questo anno, quello gruppo dei battesimi, abbiamo fatto 2 giornate dei battesimi, o quanto è bello vedere quella gente con la gioia, com a allegria, condividendo la conversione, la trasformazione della vita in Cristo. Quanto è bello vedere la gente che ti cerca e dice: ah pastore, quanto vogliamo servire, camminare con le altre persone, di servire, di essere servitori e andare fuori dalle porte della Chiesa, e questi ministeri che stanno crescendo fuori dalle porte della Chiesa. O quanto è bello vedere questa Chiesa che ogni domenica sta lì con una piccola moneta, con una banconote, a offrire ao servizio del Signore anche la opera missionaria, a opera sociale. O quanto è bello vedere questa Chiesa che comincia, che continua e che prosegue a servire il Signore. E questo processo di camminare insieme come un solo corpo è questa la Chiesa Battista Agape. Come pastori possiamo dire: siamo grati. Sono grato a voi, perché il vostro cuore è in Cristo. Non stiamo cercando le cose da noi stessi, ma stiamo cercando le cose in Cristo Gesù e per Cristo Gesù. 2021 praticamente è finito. Dio ci ha dato quest'anno, adesso comincia un nuovo anno. E quando comincia un nuovo anno, subito mi ricordo quello che Dio dice a Giosuè: Giosuè, vieni qua. Mosè adesso è morto, adesso è con te, Giosuè. Giosuè, ti dico una cosa, sii forte e coraggioso, molto forte e coraggioso. E stia attento, Giosuè, di mettere in pratica la parola, e che questa parola non esca del tuo cuore, della tua vita, che sia sempre con te, perché il prossimo anno sarà un anno ancora più bello, con più avventura e con tanta gioia nel nostro Signore. E che noi possiamo insieme, come Chiesa Battista Agape, a essere più rilevanti in questa società, che questa nostra Chiesa possa essere più pronta in questa società, una Chiesa dove c'è la gioia e il servire il nostro Signore, che questa gioia possa essere sempre presente nella tua vita. Grande cosa ha fatto il Signore per noi, e noi siamo nella gioia. Dio ti benedica, Dio vi benedica. Un meraviglioso 2022 e un grande abbraccio. Carissimi fratelli, carissime sorelle, stiamo completando il passaggio tra l'anno 2021 e l'anno 2022. Per tanti versi e per molti di noi quest'anno che sta finendo è stato un anno difficile, complicato, che ha portato diverse situazioni non semplici da affrontare, sia per la nostra vita personale, per le nostre famiglie, per la nostra Chiesa. E credo che ciascuno di noi in qualche modo speri che l'anno nuovo che arriva sia un anno diverso, un anno più in pace. Ma io, leggendo le scritture, sono consapevole che per tanti versi la società, il mondo sta cambiando, e sta cambiando in peggio. Ma c'è qualcosa a cui noi dobbiamo assolutamente come cristiani aggrapparci. Io vorrei leggervi un testo che potrebbe essere la bandiera per il nostro anno nuovo, che segna il passaggio tra l'epoca umana e l'epoca del regno dello Spirito. Si trova proprio all'ultimo versetto della parola di Dio nella Bibbia, che si trova in Apocalisse capitolo 22 versetto 21, e dice così: la grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. 2 parole molto importanti per ciascun cristiano che vive veramente la fede. La prima è la parola grazia. Grazia, la parola charis in greco,
questo favore immeritato che Dio ha dato a ciascuno di noi, che è stato manifestato chiaramente attraverso la vita di Cristo che si è incarnato, è venuto a cercarci, è venuto a salvarci e dare la sua vita per ciascuno di noi. Questa grazia ci mostra, ci fa vedere che l'amore di Dio non è un amore teorico ma è un amore pratico. Cristo, rinunciando alla sua posizione di gloria nell'eternità, è venuto a mostrarci sulla terra cosa significa amare veramente, che questo amore possa accompagnarci durante tutto l'anno nuovo. E l'altra parola è la parola Amen. Amen che viene da una parola ebraica che è la parola amunah, fede e credere. Quando noi diciamo la parola Amen alla fine di ogni preghiera, noi abbiamo un potere enorme a disposizione, per un semplice motivo, perché noi diciamo: credo, Signore, credo in tutto quello che tu mi hai promesso, credo in tutto quello che tu hai detto. La parola Amen congiunge il cielo con la terra. E quindi abbiamo queste due espressioni, la grazia e la parola Amen, che ci accompagneranno sicuramente per l'anno 2022. Qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa affronteremo, la grazia di Dio e l'Amen di Dio ci accompagneranno. Questo è sicuro al 100%. Che il Signore possa aiutarci a credere a tutto quello che Dio ha in serbo per noi, e veramente io so che sono benedizioni eccellenti per la nostra vita, per la nostra famiglia, per la nostra Chiesa. Che il Signore ci benedica. Buon nuovo anno 2022. Carissima Chiesa Agape, eccoci arrivati alla fine dell'anno 2021 e pronti per iniziare il 2022. Sicuramente quest'anno è stato molto speciale, è stato un anno in cui abbiamo avuto delle grandi sfide, difficoltà, ostacoli, problemi, però non possiamo negare il fatto che Dio non ci ha lasciati, non ci ha abbandonati. Dio è stato fedele, il suo amore è sempre stato presente e in ogni circostanza la sua grazia ci ha portato di vittoria in vittoria. Sicuramente stiamo per iniziare il 2022 e il mio augurio lo trovate nel Salmo 33, quando dice: esultate o giusti nel Signore, la lode si addice agli uomini retti, celebrate il Signore con la cetra, salmeggiate a Lui con il salterio a 10 corde, poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. E il mio augurio è proprio che possiamo mettere in pratica insieme quello che dice questo Salmo, iniziando con la parola esultate. Esultare è bellissimo il suo significato, significa provare una grande allegrezza. Pensate che questa parola in latino significa saltare per l'allegrezza. Ecco quello che noi ci auguriamo per il 2022. Se ci saranno problemi, difficoltà, che questo non ci permetta di saltare di allegrezza per le grandi cose che Dio farà. Ma poi dice celebrate, e celebrare significa onorare con lodi, festeggiare, che ogni giorno possa essere una festa nella quale possiamo assaporare le grandi cose che Dio farà in noi, per noi e attraverso di noi. Ma poi dice cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia. È molto bello quando noi pensiamo per esempio a un'orchestra oppure a una corale, quando c'è armonia, quando si canta bene e si suona bene e nessuno stona, e per il solo fatto che si trova a esultare e a celebrare il Signore. Per fede è quello che io auguro ad ognuno di noi per quest'anno 2022, che possiamo essere fedeli, che possiamo amare il Signore con tutte le nostre forze, che possiamo servirlo con tutta la nostra vita, affinché questo anno che il Signore ci regala possa essere un anno nel quale ognuno di noi possa sentire il Signore: buon servo, sei stato fedele anche nelle minime cose, affinché il Signore possa essere fiero di noi e che noi possiamo gioire per le grandi cose che Dio avrà fatto per noi. Un forte abbraccio a tutti, Pastore Mario.